continua la nostra visita e quindi continuate a seguirmi perché effettivamente qui i banchi di assaggio sono molto interessanti. Arrivo qui all'azienda Carrel. Buongiorno, sono con il signor Luigi. Luigi Carrel. Luigi Carrel. Perfetto, quindi siamo col titolare e anche voi siete venuti con il vostro Raboso e vorrei che mi raccontasse uno di questi vini che sta poi. Vedo che avete anche un frizzante tra le cose. Beh, i rabosi nostri sono tutti rabosi Piave, usiamo solo raboso Piave, scegliamo delle annate e lo lavoriamo in maniera che sia un po' più leggero. Il raboso la DOC invece diamo solo quelle annate che ci danno più soddisfazione, che hanno più caratteristiche. C'è molta analisi del vigneto, dell'uva, diciamo. Siamo in un terreno argilloso, quindi pesante, da rossi, quindi cerchiamo di scegliere l'annata giusta. Infatti saltiamo dall'annata, per esempio qui adesso abbiamo l'11, poi passiamo al 15, non abbiamo tutti gli anni, scegliamo solo quelli che ci sembrano le annate più giuste. Direi che questo è molto bello perché non si fa il vino per farlo, ma lo si fa solamente quando si può fare bene. È la scelta che facciamo. Bene. Complimenti ancora, grazie.